Fingendo di portare il bambino a fare una passeggiata, una coppia di ventenni di origine marocchine spacciava all'interno di un'area verde in zona Chiesa Rossa. Il 29 maggio scorso, l'uomo e la donna sono arrivati al giardino, tenuto sotto osservazione, intorno alle ore 20 e sono stati visti dagli agenti in borghese del nucleo contrasto stupefacenti mentre scambiavano con un terzo uomo una sostanza marrone, estratta dal portaoggetti del passeggino in cui stava il bambino di 2 anni, con 2 banconote da 50 euro. Subito intervenuti, gli agenti hanno trovato all'interno del passeggino 2 panetti di hashish per un peso totale di 194 grammi. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 670 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Al ragazzo arrestato sono stati inoltre trovati addosso 120 euro e altri 400 grammi di hashish, nascosti nella mascherina protettiva. La mamma del piccolo è stata indagata in stato di libertà e la coppia è stata segnalata dalla polizia locale in quanto risultata occupante abusiva dell'appartamento perquisito.